Amici bellini, buongiorno! Come andiamo? È una dolce domenica, è un martedì pazzesco, perché ci possiamo godere voi, perché io tengo che fa, voi poi tra l'altro, screenshot, parole di Spalletti, più che altro passaggio di conferenza stampa, pagelle e soddisfazione perché abbiamo fatto quello che era il nostro dovere. Cominciamo! Allora, amici miei, Fabio Gibaldo tra i nuovissimi iscritti, benvenuti, accorrete in tanti, in tantissimi e in tantissime, perché la presenza femminile su questo canale non manca e io ne sono orgoglioso. Voi lasciate i like, i famosi mi piace, perché a me questa squadra piace, mi piace tantissimo. Quindi i like sono per il Napoli, per accoronamento di un inizio stagione straordinario, anche di un 2022 se vogliamo straordinario, con qualche l'essere umano. Ecco, il Napoli ha dimostrato di essere umano. Tutte quelle frasi che sentite da alcuni youtuber, per esempio, non possono perdere mai, che ci stanno tirando i piedi da diverse cose, altri giornalisti, ma insomma, Guido ve l'ha detto, non ci fidiamo dei cosi che vengono da troie, da cavalli di Troia, e quindi noi abbiamo dimostrato di essere umani. Lo abbiamo dimostrato all'Italia, ma anche a noi stessi. Era importante dimostrarlo a noi stessi in modo tale da tenere alta l'attenzione. Una vittoria 5-0 ci avrebbe fatto male. Credetemi, ci avrebbe fatto malissimo, perché ce ne andavamo in vacanza tutti esaltati, e invece no, con la possibilità di dire attenzione qui, se stacchiamo la spina qui, e anche Kim è umano, e quindi era, secondo me, più importante così, con i 3 punti in tasca, ovviamente. Ma andiamo senza dubbio con una brabamo tattica, ma se io non preparo prima la presenza faccio un errore. Allora siamo pronti. Ovviamente della conferenza di Spalletti io mi tengo il ringraziamento che Spalletti fa ai ragazzi, ed è giusto, sottolinea le cose che deve sottolineare, non c'è dubbio, e poi c'è questo passaggio in cui si parla del ritiro, cosa si fa, che cosa non si fa, e lo dice allora, nonostante fantasiose anticipazioni simili agli exit poll, che poi sono completamente diversi dai dati ufficiali, non è ancora stato deciso esattamente il giorno. Dopodiché, già che siete tutti qui, mettili in mezzo, lo sai, ma infatti lui non l'ha detto, non sarà un ritiro classico, nel senso che non ci sono i tifosi, è un ritiro a porte chiuse. Poi, se il mister e la direzione sportiva decideranno, per i giornalisti che verranno, che qualche seduta potrà essere aperta, naturalmente sarà aperta. Però è un ritiro di lavoro, appena avremo le date ufficiali ve le confermeremo. in Turchia. Sì, in Turchia, se andiamo in Turchia, perché può darsi anche che se non c'è l'ufficialità vuol dire che non è ancora ufficiale. Prego. Ma perché sei così nervoso? Ma che ti è non mi permetto di darti del tu, perché non ti conosco. Ma perché? Ma qual è il problema? Ma perché sempre questo atteggiamento? Ma perché? E poi Spalletti, io lo devo dire, mi è sembrato voler stemperare, scherzare con chi ha fatto la domanda, con lo stesso Lombardo. Ma perché? Oh, primi in classifica, in Europa faville, un sorteggio anche non tremendo, ci siamo tolti i gufi da dosso, col sorriso sulle labbra si va in ritiro, si fa, adesso vi facciamo sapere e non vediamo l'ora di condividere con voi tutte le nuove iniziative che il Napoli. Ma perché sono così nervoso? Ma vabbè, perché poi questo si trascina, io lo so che quello De Laurentiis non è nemmeno un cattivo presidente, ma secondo me si fa trascinare alle volte quando poi sconfina e scantona, secondo me sì. Ma noi senza indugio andiamo a un brabant tattico, perché dobbiamo sicuramente prendere gli screenshot. Vi voglio far vedere delle cose, questo non è il Bari, infatti noi lo togliamo un attimo da mezzo e facciamo vedere le cose che vi volevo far vedere. Perché Meret si prende un voto alto? Perché questa parata che fa è secondo me straordinaria, perché in questo caso
e Kim che un po' si perde Beto, lo accompagna e infatti poi Beto finisce poi in fuorigioco, e quindi qua è tutta un po' sfasata la difesa, perché giustamente avendo accompagnato verso l'esterno Kim, Oliveira è dovuto retrocedere, e qua secondo me è un po' Juan Jesus che si perde Deulofeu. Ovviamente Kim mantiene in gioco Deulofeu, quindi mi sembra anche in gioco sicuramente, e quindi qua Meret fa una parata straordinaria che ci mantiene sullo 0-0, e infatti bisogna essere onesti, qui c'è sempre il solito Di Lorenzo che tende a... Di Lorenzo è uno di quelli che è meno ottimista, tende ad aiutare il compagno, mi stavo strozzando, tutto bene. Non vi siete iscritti al canale Telegram, vedi? Me lo ricordano. Quindi tende ad aiutare il compagno. Se poi il cross fosse arrivato sul secondo palo sarebbe stato ancora più pericoloso, però grande parata di Meret, e qui tiratina di orecchie a Juan Jesus che si perde un po' Deulofeu. Altre cose che vi devo far vedere: il passaggio di Elmas, vabbè, straordinario, e si vede in questo caso come Osimhen rallenta leggermente la corsa, non cerca di anticipare, come gli abbiamo sempre detto, non ti preoccupare, non andare oltre il difensore perché tanto te lo fai con 2 passetti, e da quest'altro screenshot si vede ancora meglio. Perché non è il difensore che se li è perso, è lui che ha temporeggiato, e si vede benissimo da quest'altro screenshot, guardate, proprio lo tiene a distanza, sta fermo Osimhen, sta fermo, e quando parte il pallone fa quei passi, il pallone poi che con i giri giusti fa quei passi necessari per andare all'esterno e saltare di testa con tempi giusti, perché ragazzi di testa Osimhen è forte almeno quanto la sua velocità, sotto questo punto di vista non credo di avere dubbi. Altra cosa che voglio far vedere, questo bellissimo scatto, guardate come lontano va a prendersi questo pallone, questo è l'azione che porterà poi al secondo gol. Qui si prende il pallone molto lontano, e vediamo come anche molto lontano Zielinski laggiù. Ed è importante vedere che poi dopo, nell'azione successiva, Zielinski fa uno scatto importante. Questo è già il secondo tempo, calma. Zielinski fa uno scatto molto importante dopo il colpo di tacco di Osi, quando si vede che Lozano, che ci ha creduto, che ha accompagnato, vedete, accompagnare l'azione quanto è importante, e Zielinski ha accompagnato l'azione scattando velocissimo e capendo che Lozano lo avrebbe potuto servire sulla corsa, e infatti va forse anche troppo veloce, è costretto a fare un controllo all'indietro, e poi fa un gol straordinario anche Zielinski. Eravamo arrivati a questa situazione qui, dove facciamo vedere la visione di gioco di Anguissa, il bellissimo movimento di Osimhen a portarsi l'ultimo difensore sull'altra zona, detta anche un potenziale passaggio, però vediamo che c'è il 25 o il 23 che blocca la linea di passaggio di Anguissa, e fa benissimo Anguissa a vedere la corrente Elmas. Fa un gol Elmas di una fattura straordinaria, perché mette a terra il difensore in corsa, poi la tocca con la suola, e quindi fa perdere, con quel controllo di suola che sembra una cosa così, fa perdere il tempo a Silvestri e lo beffa sul primo palo. E poi il primo ad avvenire ad esultare con Elmas sotto la curva, lo vedete, non è Politano, è Zedadka, e questo anche ci fa piacere. Nel frattempo che stava arrivando di gran carriera, come al solito Di Lorenzo, perché non può mancare Di Lorenzo in tutte le esultanze. E qua vediamo a chi dobbiamo tirare le orecchie per il primo gol, quello di Nestorowski. Probabilmente qui un pochino Ostigard si perde Success, se lo perde, perché erano attaccati al momento del passaggio. Quando la palla così è in volo, Success fa un movimento quasi a scrollarselo di dosso e se lo perde un pochino il contatto. Poi è intelligente l'attaccante dell'Udinese a smistarla di petto. Qui c'è un po' in ritardo, poi Kim proverà a rompere la linea e ad accorciare, come anche Mario Rui, ma qui forse se siamo a questo tempo, forse qua ci manca Ndombele. Perché non vedo Anguissa, vedo Lobotka, vedo Elmas, ma non vedo Ndombele che potrebbe accorciare al limite dell'area, e quindi diamo a Ndombele quello che è di Ndombele anche in questo caso, e andiamo a dare i voti a una squadra che secondo me merita voti alti, anche quando, come in questo caso, devo dire la verità, l'Udinese mi ha impressionato. Devo dire la verità, si può dare all'Udinese un po' di merito per averci fatto ad un certo punto prendere paura e farci sparare la palla lontano. Lo avete visto nella doppia reaction, perché ne ho dovute postare 2 perché YouTube faceva così.
e quindi l'Udinese, tanto di cappello, una bella squadra, ma non è bastato, e fatemela liquidare così, perché il Napoli, nonostante qualche sbavatura, l'ultimo sforzo è riuscito a farlo. I gol si prendono perché tu sai che sul 3-0 hai fatto il tuo dovere, e capita anche così. È capitato un po' con il Liverpool. Mi piacerebbe vedere subito la reazione di un Napoli che ci fa vedere che torna subito in campo e ci fa vedere che queste cose non succedono più, però lo ha detto Spalletti, la pausa arriva al momento anche giusto, perché bisogna riposare, perché alcuni giocatori hanno fatto gli straordinari. A Meret io do 7,5. Fa due parate molto molto importanti, e soprattutto mi è piaciuto come è rimasto molto alto quando il Napoli teneva la difesa alta, perché poi l'Udinese provava a scavalcare questa linea, e in molte occasioni Meret ci ha messo una pezza, intervenendo da libero, praticamente da difensore aggiunto, quindi molto bene. A Di Lorenzo, che mi è sembrato in affanno molto nel primo tempo, sbagliando qualche passaggio anche elementare, do comunque 7, perché nella seconda parte di gara cresce in fase difensiva, che è la cosa che gli abbiamo detto: stai attento alla fase difensiva, stai facendo molto bene in fase offensiva, ma attento alla fase difensiva. E c'aveva comunque Pereira, che non è proprio nel ruolo suo, però clienti scomodi. È cresciuto nel secondo tempo e ha messo una pezza. Hakim, Min-jae, credetemi, io gli dovrei dare 5, ma gli do 6, anche e soprattutto forse per il post finale che ha postato su Instagram, perché si sente in colpa, perché chiede scusa ai fan, chiede scusa ai compagni, e non succederà più, e questo errore lo permetterà di essere ancora più concentrato in futuro. A JJ diamo 6, ancora qualche sbavaturina, però la partita la porta a casa. E a Ostigard idem, si potrebbe dare 5,5, ma anche lui nel finalissimo ci mette il capoccione in quell'assalto finale, perché lì serviva essere saldi, e quindi con una deviazione finale poi dopo l'Udinese non riesce a completare l'assalto finale. Oliveira secondo me non stava giocando male, 6, e 6 anche a Mario Rui, anche lì qualche sbavatura e qualche pezza messa, quindi 6 ad entrambi. Lobotka 7, non credo che si possa dare meno di 7 a Lobotka, nonostante anche lui qualche passaggio l'abbia sbagliato, però si prende tutta la situazione in mano. Anghissà, solita storia, ancora scarpette, ancora un po' infradito, scarpe con i lacci, senza tacchi. Anghissà 6,5, perché ha dimostrato che ancora una volta quando sale in cattedra è più forte di 5 avversari alla volta. E qua a Zielinski invece do 7,5, perché mi è piaciuto, oltre al gol straordinario, tantissimo la fase difensiva, molto presente nella fase difensiva, e va sottolineato, perché Zielinski sta facendo questo lavorone di seconda punta, ma di mezzala che viene anche a coprire, e poi ci crede, che così è proprio il campione di cui parliamo sempre. Ndombele, non mi è dispiaciuto l'ingresso di Ndombele, vi devo dire la verità, però più di 6 non può avere, anche perché non lo vedo in quell'azione finale. Elmas lo dico dopo. Lozano 6,5, perché arriva anche l'assist, non è stato folgorante nel secondo tempo. Politano fa un paio di azioni di recupero che sottolineiamo molto importanti, però anche lui ha avuto un po' di caghetta nel finale, quindi anche lui gli diamo 6, e ad Osi diamo 7,5. Osi sempre 7,5, perché anche lui devastante, la sblocca lui ancora una volta, non so a quanti gol sta, capocannoniere, fallo giocare con continuità e vedi che succede con Osimhen, e non era un problema, anzi. E ad Elmas diamo 8, e non credo di dover aggiungere altro. Fa l'assist, fa un gol straordinario, è martoriato dai tifosi perché era diventato il nuovo emblema di non capisco, non è burro, è carne, né pesce. Elmas con la tranquillità che contraddistingue le stimmate del campione, fa la fase difensiva, tatticamente prezioso, va sempre ad occupare l'area, chiude l'azione, si prende responsabilità, c'ha fisico, c'ha centimetri, c'ha chili, c'ha il sorriso, c'ha un atteggiamento giusto, e lo abbiamo visto con i compagni anche quando giocava pochissimo. E vi devo dire più di Elmas. Poi il tempo è galantuomo, nel senso che quelli che poi, sempre Mario Rui si è preso la gioia dei tifosi, e si è preso poi la gioia dei tifosi. Adesso è il momento di Elmas. Ci calmiamo? Direi che ci possiamo calmare. All'arbitro diamo 6,5, perché mi è piaciuto che ha subito cacciato i cartellini che doveva cacciare.
credo che altre cose non le dobbiamo dire, me le potete dire voi, perché molti nuovi dettagli escono fuori alla spicciolata nella giornata, ma io ci avrò il che fare, io me le leggo tranquillamente e chissà